notte nella frazione di San Gaetano a Montebelluna, ladri entrano in camera da letto mentre i proprietari stanno dormendo. In un'altra abitazione una ragazza li vede attraverso la finestra. Shock tra i residenti. Resta allarmante la situazione del Parco Appiani a Treviso, aumentata la violenza degli sbandati che vivono all'interno della struttura, la denuncia di una guardia giurata: dobbiamo scortare le persone per farle parcheggiare. Resta senza nome il ciclista travolto ieri sera in Viale Europa a Treviso dall'auto condotta da un 71enne trevigiano. La rabbia dei residenti, qui di notte fanno gare di velocità. E il sindaco punta il dito contro le troppe distrazioni alla guida, per questo a breve partirà un nuovo grande progetto per la sicurezza stradale. C'è un 25enne trevigiano tra i 67 ultras armati bloccati nei giorni scorsi a Dortmund, prima d'Italia-Albania. Il giovane colpito da un daspo europeo, primo provvedimento di questo tipo adottato a livello nazionale. Industriali e artigiani veneti soddisfatti per la conclusione dell'iter sull'autonomia. Ora è necessario normarla nel modo migliore per evitare un'Italia a due velocità. Prioritario convocare una consulta regionale. I sindacati e l'autonomia, CISL prudente, no pregiudizi e tifoserie, ma la regione avvia subito un confronto con le parti sociali. CGIL all'attacco, pronti ad un referendum abrogativo. Giornate di impegno per i ragazzi del progetto Ci sto a fare fatica, questa mattina impegnati in restera per alcuni lavori di manutenzione supportati da artigiani esperti in pensione. Arriva la 7ª edizione della Marca Classica, manifestazione dedicata alle auto storiche in un percorso lungo la provincia di Treviso con quasi un centinaio di prove. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque, raffica di furti che non si fermano nella Marca, questa volta colpita la frazione di San Gaetano a Montebelluna. L'1:56 scatta l'allarme in un'abitazione di via Giotto a Montebelluna. Il padrone di casa si alza e lo spegne senza notare nulla di particolare. 30 secondi dopo, ecco due individui, volto coperto da passamontagna, entrare nell'inquadratura della telecamera di videosorveglianza di Luca Bressan. È proprio dal suo cancello che tentano di entrare senza però riuscirci. A quel punto i due si spostano sul retro ed entrano nel giardino della signora Annalisa, che solo stamattina si è accorta del passaggio dei ladri, dal disordine della biancheria sullo stendino. Poi io dormo sempre con quel balcone là, così, vedi? E me lo sono trovata aperto. Ho detto, ma che strano, il vento di solito non me lo apre perché ho anche la chiusura all'interno. E dopo mio figlio è venuto giù e ci siamo accorti che c'è la rete là della vicina che ci comunica qua con noi e ero buttata giù. Però non è una bella sensazione l'idea? No, perché mi stamattina come ho alzato che ho visto che un po' di angoscia te la mettono. Quindi da stanotte chiudi i balconi? Certo che sì. Da qui sono usciti e, come si vede dalle immagini, sono entrati nel giardino dell'abitazione accanto. Attraverso la finestra del primo piano si sono introdotti in casa, hanno girato indisturbati, incuranti della presenza di marito, moglie e dei due figli che in quel momento stavano dormendo. Hanno lasciato anche il frigo aperto, penso per farsi luce a questo punto di notte senza luce accesa. Sono saliti in camera perché c'erano degli effetti, delle catenine che erano in camera. C'è la paura, perché vedendo il video questi due erano due fenomeni abbastanza ben messi. La paura è sì, che reazioni possono avere anche loro. I ladri sono poi usciti dalla porta d'entrata, spariti contanti e gioielli. Perfino le scarpe da calcio del ragazzo più giovane hanno portato via tutto. Nel corso della notte sono stati almeno una decina i colpi tentati o messi a segno nella frazione di San Gaetano. Da come ho capito sono entrati in un'altra abitazione qui vicino alla parallela, diciamo, di via San Gaetano, e lì, da come ho capito, hanno portato via un anello e di tipo altri valori. Quindi almeno una decina di case. Sì. Non è bello perché comunque metti caso io arrivo a casa alle 2 perché erano le 2 di notte, se arrivo alle 2 di notte me le trovo davanti al portoncino d'ingresso. Non è chiaro se siano gli stessi individui che qualche ora prima avevano tentato di entrare nell'abitazione di Stefano Lira e della compagna, che in quel momento si trovava in salotto a guardare la TV. Ha visto la porta che si apriva, si è richiusa subito. Una volta che si è chiusa la porta, ha visto, non è entrato, ha fatto il giro verso la porta finestra che abbiamo nel salone, ha visto un'ombra che si affacciava per guardare dentro, ha visto le scarpe da sotto. A quel punto lei ha urlato fortissimo per lo spavento. Svegliato dalle urla, Stefano si è alzato, ma i due nel frattempo erano fuggiti verso la vicina ferrovia. Non è un bel vivere, vivi agitato, poi le lascio immaginare la notte come può essere stata. Speriamo che si possa trovare una soluzione, perché è pesante, non è un vivere sereno, anche andare via il weekend banalmente comincia a essere preoccupante.
Torniamo per l'ennesima volta a parlare del parcheggio Appiani a Treviso, perché da qualche tempo è aumentata la violenza degli sbandati che vivono all'interno della struttura, al punto che bisogna farsi scortare dai vigilantes per parcheggiare. Lo chiamano Appiani, ma sarebbe meglio dire di nessuno, perché se questo parcheggio fosse sotto il controllo e la gestione di qualcuno, immagini come queste non avremmo potuto farvele vedere. E invece non solo rivediamo i giacigli già denunciati nei nostri servizi, ma registriamo anche l'aumento della violenza in questo luogo di degrado diffuso a tutti i piani, dove non si distinguono più i rifiuti fisici da quelli della società. Io lavoro come addetto alla sicurezza all'Appiani di Treviso. Ecco, però diciamo che la sicurezza che lei garantisce qui è soprattutto alle donne. Sì, alle donne che vengono a prendere la macchina quando hanno finito di lavorare e la mattina quando vengono a parcheggiare, perché hanno paura della gente che frequenta questo posto. È vero che anche lei ha subito un'aggressione? Sì, ieri mi è venuto incontro, ma era ubriaco con una bottiglia in mano e dopo ho risolto tutto con calma. Senta, ma e se questi si trovano di fronte a una donna da sola? Non lo so. Cosa può succedere? In che stato sono? A parlarci la guardia giurata che da anni è l'unico baluardo di sicurezza tra questi 3 piani. E se non ci credete provate con noi la discesa verso il degrado totale. Si parte dalle immondizie che quotidianamente si materializzano al piano superiore con annesso lancio del sacchetto tra i cespugli, per poi scendere nell'amezzato gestito dal comune. Qui ci si deve fermare perché verso l'interrato la discesa è impossibile, tra deiezioni umane, materiale abbandonato e un odore insopportabile di urina, defecazioni e rifiuti, tutto in decomposizione. Perché qui dormono gli ultimi degli ultimi, quelli senza più un passato né un futuro. Perché noi adesso per mangiare c'è gente bene che viene qua, ci dà 5 euro, andiamo a prendere pasta. Ma e il lavoro tu l'hai perso perché? L'ho perso perché è finito il contratto, non mi ha rinnovato. Li incontriamo nel primo piano interrato di questa struttura che avrebbe l'ambizione di diventare uno dei parcheggi della Treviso pedonalizzata. Ma come si fa a parcheggiare se qui poi devi farti accompagnare dalla sicurezza per evitare molestie ed aggressioni? O se i generatori di emergenza non vengono manutenzionati da anni perché i tecnici non si fidano di spostare questo accampamento senza venire aggrediti? Ma è entrando nell'unico varco dal forte odore di varechina che quotidianamente viene pulito che incontriamo i relitti umani. Gente che a mezzogiorno è fatta di stupefacente o brontola sotto le coperte completamente ubriaca. Ed è questa la situazione quotidiana del blasonato parcheggio Appiani alle spalle delle istituzioni. Spettacolo che tra l'altro non fa incassare biglietti al comune, perché nessuno si fida più di parcheggiare dove se ti va bene ti rigano la macchina. Altre parole non servono, serve invece che qualcuno intervenga subito, prima che magari da qualche fornelletto a gas capiti l'irreparabile. Resta senza nome il ciclista travolto ieri sera in Viale Europa a Treviso dall'auto condotta da un 71enne trevigiano. Le indagini sono affidate alla polizia locale. L'autista dovrà rispondere di omicidio stradale. Almeno poterlo ricordare, noi non lo conoscevamo, ma è uno di noi, ecco, un membro della nostra comunità, e quindi mi sembrava giusto così poterlo ricordare anche solo con un semplice gesto. Siamo tutti parte di una stessa comunità, ecco. Elisa arriva sul luogo dell'incidente a mezzogiorno, con lei un fiore giallo, il primo segno concreto di pietà umana nei confronti della vittima senza nome, l'uomo investito e ucciso mentre con la sua bici stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'altezza del liceo Da Vinci in Viale Europa. Il ciclista non aveva con sé i documenti e nessuno si è presentato per segnalarne l'assenza, quasi un fantasma, nonostante gli sforzi degli agenti della polizia locale che per tutto il giorno hanno mostrato a residenti e ciclisti la foto dell'uomo, così come catturata pochi istanti prima dello schianto dal sistema di videosorveglianza. Per motivi di privacy, spiegano dal comando, il frame non può essere divulgato. Mostra un uomo sulla sessantina, capelli brizzolati, pantaloni e polo, la carnagione chiara, potrebbe essere straniero ma anche un residente di qualche comune limitrofo che vive da solo. Pochi dubbi invece sulla dinamica che ha portato all'apertura di un fascicolo per omicidio stradale a carico del 71enne trevigiano alla guida della Fiat Nera, ora posta sotto sequestro, così come il suo cellulare. Non si sa, nessuno lo cerca, nessun documento o qualcosa magari per poterlo
individuare, bisogna qua fare qualcosa, mettere dei dissuasori, qualcosa, perché qua traversare è sempre un rischio. In tanti a San Liberale dopo lo schianto si sono riversati in strada, nessun stupore, solo esasperazione. 2 giorni fa una macchina non è andata a sbattere su per il palo là. Là, è una brutta rotonda sta qua. Devono prendere in mano la situazione perché è una vergogna. Qui è veramente pauroso perché corrono e fanno la sera fanno le gare con le macchine qui la sera. Sì, macchine, moto e tutto, e non hanno mai messo i rallentatori, perché non lo fanno? Adesso chi è che ci ha rimesso la vita a una persona? Chissà che adesso, come ho detto io 10 giorni fa, casca il morto, che facciano veramente qualcosa, perché è una vergogna. Qua corrono sempre, anch'io che vado sempre via con i bambini devo sempre stare attenta perché corrono, non rispettano. Gente che corre come disperati, per chi ha la bicicletta che deve andare a lavorare non è tutelato. E parla di una strada messa in sicurezza il sindaco Mario Conte, che piuttosto punta il dito contro le troppe distrazioni alla guida. Per questo a breve partirà un nuovo grande progetto per la sicurezza stradale. Intanto 2 settimane fa la morte tragica di Giulia Mauri lungo strada Ovest. Lì stiamo parlando di una pista ciclabile perfettamente a norma, da poco realizzata, in massima sicurezza, quindi le dinamiche sono ancora da valutare. Siamo in corrispondenza di una rotonda, quindi non credo nemmeno che sia un tema di velocità in questo caso, probabilmente distrazione o mancata visibilità. Saranno le indagini a definire i contorni dell'ennesimo dramma sulle strade della Marca, con Mario Conte che se da un lato esprime il proprio cordoglio, dall'altro parla di un'arteria, Viale Europa, messa in sicurezza. Insomma, il tema è piuttosto quello delle distrazioni, dei comportamenti individuali, e questo a 2 settimane dall'incidente costato la vita poco distante in strada Ovest alla 38enne Giulia Mauri, anche lei travolta e uccisa mentre era in bici. Da qui la mobilitazione che vuole partire da Casugana. È mia intenzione con la polizia locale lanciare una campagna di sensibilizzazione perché ognuno di noi presti molta più attenzione. Dobbiamo mettere via i telefonini, dobbiamo toglierci le cuffiette quando siamo in bicicletta e soprattutto quando si è in strada, indipendentemente dal mezzo, dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo, che è quello di percorrere quella strada, perché noi possiamo fare le strade più sicure del mondo, ma la distrazione è comunque un elemento che rende insicura anche la strada più sicura. Utilizzeremo tutti i mezzi possibili, dai social ai media, agli incontri anche in strada e nelle piazze, in mercati, però è fondamentale che questa campagna arrivi a quanti più cittadini possibili, quindi l'impegno dell'amministrazione è quello di creare da un punto di vista infrastrutturale le condizioni. Ai cittadini chiedo maggiore attenzione e maggiore sensibilità. Non sono stati ancora fissati i funerali di Vasile Iosif, il 41enne di Saletto, 3 volte ucciso da un tir in A27 mentre stava portando soccorso ad una famiglia rimasta con l'auto in panne. Nelle scorse ore il sindaco Cristiano Mosole ha incontrato la moglie, Laura, e il titolare dell'azienda De Zottis SPA, Vanni De Zottis, la ditta dove Vasile lavorava da circa 10 anni. Sono entrambi uniti in questo momento di dolore, dice Mosole, che alla moglie di Vasile e ai 2 figli minori ha assicurato tutto il supporto e la vicinanza del comune di Breda di Piave. È intenzione della famiglia celebrare il funerale di Vasile nella chiesa di Saletto, paese dove era stimato e ben voluto da tutti. Il 41enne riposerà nel cimitero di San Bartolomeo. Proseguono intanto le indagini per stabilire l'esatta dinamica e le responsabilità in capo all'autista del tir accusato formalmente di omicidio stradale. 67 tifosi italiani armati fino ai denti sono stati bloccati a Dortmund prima di Italia-Albania. Tra loro un 25enne trevigiano che è stato raggiunto da un DASPO europeo. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo adottato a livello nazionale. Spranghe, coltelli, bombe carta, molti travisati con passamontagna, un vero comando di ultras intercettato e fermato a Dortmund in Germania pochi minuti prima dell'inizio della partita Italia-Albania. 67 tifosi trattenuti negli uffici della polizia tedesca sono stati processati per direttissima, tra loro anche un 25enne trevigiano che è stato trovato in possesso di un coltello. Gli agenti della polizia italiana sono stati di fondamentale aiuto per identificare i responsabili. Gli inquirenti ritengono che il gruppo
fosse pronto a ingaggiare uno scontro fisico con i tifosi albanesi. I fatti sono avvenuti lo scorso 15 giugno, quando la polizia tedesca li ha intercettati prima che venissero a contatto con i tifosi dell'Albania. Il 25enne trevigiano, denunciato per porto d'armi atti ad offendere, è stato subito sanzionato con un daspo europeo emesso dal questore di Treviso, Manuela De Bernardin. Bandito da qualsiasi stadio europeo per ben 2 anni. Si tratta del primo provvedimento di questo tipo a livello nazionale che è stato notificato al giovane di persona dagli agenti della Digos, in modo da impedire all'Ultra nuove trasferte in Germania. Manuela De Bernardin, questore di Treviso, si è detta soddisfatta del lavoro svolto dagli agenti di polizia. L'auspicio, conclude, è che l'Italia agli europei di calcio possa tornare a riempire le cronache internazionali solo per nuovi successi sportivi e mai più per episodi antisportivi nel segno dell'illegalità. Completamente ubriaco e armato di coltelli ha fatto irruzione in un bar di Valdobbiadene e poi per futili motivi ha iniziato a minacciare gli avventori presenti nell'esercizio pubblico. Immediata la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti carabinieri che hanno bloccato l'uomo. Si tratta di un 33enne cittadino del Marocco che aveva la disponibilità dei coltelli in quanto venditore ambulante. Le armi sono state sequestrate e lui è stato denunciato per minaccia aggravata. È morto nel sonno Simone Chan, 29 anni, a trovarlo privo di vita i familiari, stroncato probabilmente da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, allertati dai parenti, sono arrivati i sanitari del SUEM, ma per l'uomo non c'era nulla da fare. A Santa Maria del Rovere la comunità è sconvolta. Il 29enne aveva un'impresa di giardinaggio, era conosciuto e stimato amante della montagna. Lascia nel dolore i genitori e la sorella. L'ultimo saluto è stato fissato per il 21 giugno alle 15:15 nella chiesa di Santa Bona. Voltiamo pagina. Industriali e artigiani accolgono con positività la conclusione dell'iter parlamentare sull'autonomia differenziata che è diventata di fatto legge. Per Confindustria è però necessario ora normarla in modo corretto affinché non ci sia un'Italia a 2 velocità. Per CNA regionale prioritario convocare la consulta per l'autonomia. Questo è un grande treno, la nostra nazione. Se un locomotore non va bene oppure è più lento, noi non possiamo abbandonarlo, dobbiamo invece aiutarlo a crescere, perché il debito pubblico è comune, è di tutti, non è soltanto di alcuni. Finalmente si è arrivati a legiferare anche con il voto alla Camera sull'autonomia differenziata, ma ora è importante normarla nel modo corretto e verificare che dal punto di vista del tessuto economico non vi siano aziende di serie A e di serie B. Così Vincenzo Marinese, oggi vicepresidente per l'organizzazione, i rapporti con i territori e le categorie di Confindustria, siciliano di nascita, per anni è stato presidente degli industriali di Venezia e Rovigo, conosce dunque molto bene il territorio veneto, da dove il percorso dell'autonomia è nato. Dobbiamo fare attenzione che non dobbiamo passare come coloro i quali vogliono dividere in 2 il paese. Il paese è unico. Non convince per nulla Marinese invece il referendum abrogativo annunciato dalle opposizioni. Bisogna soltanto vedere praticamente come rendere questo paese unito a saldi invariati, senza che ci sia un paese che corre da una parte e uno che corre meno o che viene svantaggiato. Dobbiamo soltanto prendere questo spunto per regolamentare, non per abrogare. Le battaglie non si fanno mai contro qualcosa, si fanno sempre per qualcosa. Ora che l'iter della riforma sull'autonomia si è concluso, è il momento di passare ai fatti, spiega Ribon della CNA Veneto, che detta le prossime tappe. Noi riteniamo che sia importante che la Regione convochi subito la consulta per l'autonomia per entrare nel merito dei ragionamenti rispetto alle materie, alle tempistiche e alle modalità con le quali ragionare prima di un rapporto e una richiesta da parte della Regione allo Stato. Da questo punto di vista per noi l'autonomia è un mezzo per raggiungere il fine dell'autonomia per lo sviluppo. Intanto, secondo il rapporto 2024 Opportunità di tutela della salute, le performance regionali, redatto dal CREA, emerge un'Italia divisa in 2 sulle performance sanitarie e sociosanitarie delle regioni, con gli indici più alti al centro-nord, anche se il sud registra maggiori miglioramenti. Negli ultimi 5 anni, rileva il rapporto, si è registrato un miglioramento del 46% della performance, che ha interessato tutte le ripartizioni geografiche e in maggior misura proprio le regioni del Mezzogiorno. Il rapporto CREA fornisce alcuni esiti che di fatto smentiscono i presagi di sventura paventati con l'approvazione dell'autonomia differenziata. Commenta il presidente del Veneto Luca Zaia, ci dice ad esempio che le regioni del sud sono migliorate del 75,9% in media contro il 44,9% del nord-est.
E sull'autonomia, prudenza da parte della CISL, mentre la riforma viene bocciata su tutta la linea dalla CGIL. Il punto di partenza per noi prioritario è che prima che si apra una discussione con le regioni sulla ipotesi di conferimento di nuovi poteri o competenze, si affronti il tema della definizione e del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. Ci sono diritti sociali, civili che vanno garantiti ad ogni latitudine. La CISL detta le prossime tappe ora che l'autonomia differenziata è diventata legge. Nessun verdetto di condanna. Sulle riforme costituzionali, dice Sbarra, il sindacato non ha mai avanzato pregiudizi. Qualunque processo di autonomia differenziata per noi non può che unire e rafforzare la coesione del nostro Paese. Per Sbarra ci sono però dei passaggi quanto mai obbligati proprio per mantenere l'uguaglianza nel Paese, dalla definizione e finanziamento dei LEP alla costruzione di un fondo di perequazione fiscale e finanziaria a livello nazionale, al superamento del concetto di spesa storica, oltre ad una richiesta a Governo e Parlamento. Che in ogni fase di attuazione di questa riforma venga assicurata la piena partecipazione, il dialogo e il confronto con le parti sociali. Molto più severa l'analisi della CGIL regionale, che definisce quella dell'autonomia una controriforma negativa per le persone che rappresentiamo, così com'è, spiega la segretaria Tiziana Basso, non darà risposta ai lavoratori. Di fatto sposta delle materie che hanno una grande importanza alla regione, che non è in grado di assorbirle, mette in campo una rottura non solo all'interno della nostra regione, ma anche all'interno della stessa del Paese, ma anche della nostra regione, tra aree interne, più periferiche e aree centrali. Ci sono già delle differenze molto marcate, per esempio sulla salute, se uno abita a Belluno piuttosto che abita a Padova Centro. Ma per il sindacato c'è un altro rischio all'orizzonte. Pensiamo che questo metta a rischio anche il contratto collettivo nazionale di lavoro, che è garanzia per tutte e tutti di avere al punto delle regole comuni, non solo, appunto, ripeto, in tutto il Paese, ma anche all'interno della nostra regione. La CGIL è pronta a dare battaglia. Noi ci muoveremo perché comunque l'obiettivo per noi è quello del referendum abrogativo. 16 comuni al voto in Veneto domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per la sfida dei ballottaggi che Antena 3 seguirà in diretta lunedì dalle 13:30 con una edizione straordinaria non stop fino ai risultati finali. Occhi puntati soprattutto su Rovigo, Bassano del Grappa, Vittorio Veneto, Spinea e Portogruaro. Dalle 13:30 ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati dai comuni per aggiornarvi minuto dopo minuto sull'ultima sfida delle urne. Inaugurazione ufficiale della nuova sede interprovinciale della CISL di Treviso e Belluno, sindacato che sottolinea come nonostante la capacità di reinventarsi economicamente con il Prosecco, la Marca accusi un aumento delle povertà. Chiedono assistenza nella vertenzialità del lavoro, chiedono assistenza sociale perché abbiamo richieste di sussidi, di povertà purtroppo sociali e materiali. Cresce il divario sociale nella Marca gioiosa e danarosa. È uno dei dati emersi nel giorno dell'inaugurazione ufficiale della nuova sede della CISL di Treviso e Belluno, che dopo 60 anni ha lasciato la sede di Via Cacciatori per Viale della Repubblica. Si sta polarizzando la ricchezza, non solo nel nostro territorio, in tutto il Paese. I dati sono drammatici, gli ultimi dati sono stati pubblicati sull'incremento della povertà in tutto il Paese e questo lo percepiamo anche nell'attività che svolgiamo quotidianamente di assistenza fiscale. Questo è un tema che deve interrogare tutti. Un territorio che nel complesso tiene, perché secondo il segretario Paglini ha saputo cambiare verso nuove opportunità. È un territorio questo che ha saputo trasformarsi, passare dalla manifattura alla produzione del Prosecco. Noi abbiamo bisogno però che tutti i processi di cambiamento vengano accompagnati assieme alle forze sociali, in particolare alle organizzazioni sindacali. E non a caso la nuova sede è stata intitolata a Giuseppe Corazzin, che nella Marca quasi un secolo fa difese i mezzadri nei primi confronti con i latifondisti. Nato ad Arcade, Corazzin con Toniolo è l'emblema non solo del riscatto sociale attraverso le conquiste dei lavoratori, ma anche l'idea della cooperazione all'ombra dei campanili, con quelle leghe bianche che si contrapposero alle rosse a ispirazione bolscevica.
I valori di 100 anni fa che hanno fatto sì che Corazzini fondasse il primo sindacato, l'embrione del sindacato della CISL, sono i valori di oggi. Non c'è nessuna differenza, noi abbiamo necessità di tornare alle radici della nostra storia per riscoprire il futuro che ci aspetta davanti a noi. Si è spenta ieri all'età di 90 anni Franca Marcon, molto conosciuta a Treviso, dove per ben 61 anni ha lavorato come commessa nel negozio per bambini Zanetti. Rimasta orfana dei genitori, insieme al fratello era stata adottata dagli zii paterni. Molto giovane aveva iniziato a lavorare nel laboratorio della famiglia Zanetti, poi un giorno in negozio c'era bisogno di una commessa ed è stata mandata a Franca, che in pochi minuti ha dimostrato tutte le sue capacità di vendita e di empatia con i clienti. Da quel momento il suo posto è sempre stato dietro al bancone in quella che è diventata per lei una seconda casa. Franca Marcon lascia l'amato marito Guido e i familiari che le sono stati accanto fino alla fine, che la ricordano oggi come una persona ricca di sentimenti che non faceva mai mancare un abbraccio a chi incontrava per strada. I funerali saranno celebrati lunedì 24 giugno alle 10:45 nel Duomo di Treviso. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, giornate di impegno per i ragazzi del progetto Ci sto a fare fatica. Questa mattina in Restera per alcuni lavori di manutenzione supportati da esperti artigiani in pensione. Li ha voluti incontrare lo stesso sindaco Mario Conte. Sì, promossi. Hanno molta volontà e anche non brontolano, sono zitti, domandano e basta. Tutto là. Insomma, dei bravi allievi. Sì, bravi. Grazie Giorgio. Non è facile trovarli al giorno d'oggi. Io ho avuto diversi dipendenti, sono stati di buoni e di cattivi, ma questi positivi fin dal primo giorno. Pittore esperto il primo, maestro del legno il secondo, Giorgio Ceccato e Antonio Favaro promuovono i ragazzi del progetto Ci sto a fare fatica, iniziativa che torna con l'estate e riguarda tanti giovani trevigiani. Insomma, non ci sono solo le storie di disagio o le baby gang. Ci sono giovani e giovani. Incide molto, secondo me, la qualità dei ragazzi anche al supporto familiare. Concetto che ribadisce anche il sindaco Mario Conte, che li ha voluti incontrare in Restera, impegnati tra una sistemazione e una pittura. Ci stanno a far fatica, nel senso che si sono messi a disposizione della comunità, prendendosi cura per esempio delle staccionate della Restera. Ieri sono stati in protezione civile per capire come funziona il mondo della protezione civile, hanno provato a montare le tende, a utilizzare le motoseghe, insomma credo che questi sono i giovani di cui dobbiamo essere orgogliosi. Troppe volte si parla di quei pochi giovani che creano alcuni disagi e ci dimentichiamo invece che la stragrande maggioranza dei giovani sono questi. Quelli che si impegnano, quelli che si rimboccano le maniche. Sicuramente si sono rimboccati le maniche Pietro e Francesco e lo hanno fatto con entusiasmo. Mi piace l'idea di dare una mano al Comune di Treviso e di aiutare la comunità con gesti utili per migliorare appunto l'ambiente cittadino. Noi scartavetriamo le panchine oppure le staccionate, quindi è divertente comunque stare con gli amici che ho conosciuto qua. Impegnatissima la giovane Anita, che ha appena concluso un anno di liceo classico, concreta e sorridente. Piuttosto di stare a casa ho voluto impegnarmi in qualcosa che può essere utile a tutti quanti. Faccio una scuola che è prettamente, non è molto manuale, impegnarmi anche in qualcosa di diverso è molto bello. 2, 1. Arriva la 7ª edizione della Marca Classica, manifestazione dedicata alle auto storiche in un percorso lungo la provincia di Treviso con quasi un centinaio di prove. La passione per l'auto vecchia o l'auto storica prende i trevigiani? Assolutamente sì, c'è un grande interesse, noi facciamo di tutto come Automobile Club Treviso per coinvolgere sempre di più i trevigiani e non solo i trevigiani, tutti quelli della provincia di Treviso, che vedo che progressivamente di anno in anno si interessano, si incuriosiscono prima e poi si interessano poi. Anche nella Marca cresce l'interesse per il mondo delle auto storiche o d'epoca. Per molti un tuffo nel passato della giovinezza con il primo volante preso in mano, per altri la diversificazione di un investimento che, se azzeccato, cresce costantemente negli anni.
Ma accanto a questa particolare forma di collezionismo c'è l'autentica passione per la guida ed è a questa categoria che si rivolge la gara di regolarità dell'Automobile Club di Treviso, che si rinnova sabato e domenica prossimi per la 7ª edizione. 7ª edizione della marca classica vede partecipi campioni, equipaggi che sono dei campioni a livello nazionale, però abbiamo anche la nicchia non solo della classica ma della turistica, a cui tutti possono partecipare in modo molto più leggero sotto il profilo sportivo e meno agguerrito rispetto a quella della invece classica a tutti gli effetti. Non è una gara di velocità ma di regolarità che vede iscritti 49 equipaggi protagonisti del campionato italiano autostoriche, oltre ai 25 della categoria turistica. Quasi un centinaio le prove per le 2 categorie che vedranno sfrecciare con partenza e arrivo a Paese, passando per Castelfranco e Cison fino al Montello, modelli talvolta unici del mondo automobilistico. Abbiamo quella del 1929 che sarà la numero 1 peraltro, condotta da un Sisti che è il Sisti Gualandi, la coppia che sono i campioni a livello italiano. Cos'è, una Lancia? È una Lancia Lambda e che va vista perché di più non dico, ma dico che va vista perché è uno spettacolo. E che sia una passione in crescita lo sottolinea il numero di equipaggi femminili iscritti, alcuni dei quali hanno scelto la più famosa delle utilitarie prodotte dall'Auto Bianchi. La 112 è una costante, diciamo anche molto utilizzata per il tipo di dimensioni che ha, che favorisce questo tipo di gara di regolarità. Ci sono, tra l'altro quest'anno abbiamo 4 equipaggi femminili, vanno aumentando e anche dei giovani. Questo ci fa piacere perché vuol dire che cominciano ad appassionarsi a questa forma di gara, che è una gara diversa, più tecnica, dove non è la velocità che viene riconosciuta come premiale, ma è il rispetto dei tempi che vengono dati nei vari percorsi. Siamo alle notizie da Belluno e provincia. Subito al lavoro per l'autonomia provinciale, così il presidente del movimento BARD, Andrea Bona, che rivendica la volontà popolare bellunese all'autonomia di gestione dopo il sì alla Camera al disegno di legge Calderoli. Dopo il sì di ieri alla Camera per l'approvazione del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, è il tempo delle rivendicazioni da parte di chi l'autonomia la sostiene da anni e con un occhio di riguardo alle realtà locali delle terre alte. Parla il presidente del Movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, Andrea Bona, che rivendica la volontà popolare del bellunese all'autonomia provinciale. Bene l'approvazione della legge, l'importante è che adesso seguano rapidamente fatti concreti, visto anche il cronico sottofinanziamento degli enti locali. È importante che vengano trasferite competenze e risorse alle regioni, ma anche, nel nostro caso, alla provincia. La provincia di Belluno nel 2017 ha votato 2 referendum, è stato raggiunto il quorum per tutti e 2, uno per l'autonomia della regione Veneto, uno per l'autonomia della provincia. Il modello di riferimento è quello delle province autonome con Termini di Trento e Bolzano, che condividono con il bellunese la specificità della gestione particolare del territorio montano, alle prese tra gli altri con i problemi legati alle carenze infrastrutturali e dei servizi, dei trasporti, della manodopera e del calo demografico. Un modello che funziona, garantisce la sopravvivenza della gente in montagna, robustisce le comunità, garantisce i servizi e anche l'aumento demografico e il benessere economico e sociale delle nostre genti. Per il BARD è fondamentale partire dalla riqualificazione dell'ente provincia attraverso la modifica della legge del Rio. Il primo passo è il ritorno immediato all'elettività della provincia. Nuovo sopralluogo oggi al cantiere del Cortina Sliding Center per il ministro allo sport Andrea Bodi, con lui l'amministratore delegato della società infrastrutture Milano Cortina Fabio Saldini e il sindaco Gianluca Lorenzi. Il cantiere non solo sta rispettando i tempi, ma è addirittura in anticipo, ha dichiarato, mentre procedono le lavorazioni di scavo e sono in ultimazione le pose delle armature della prima curva che verrà gettata nei prossimi giorni. Il cronoprogramma, come è noto, prevede di giungere pronti per il marzo 2025 alla verifica di preomologazione della pista, data che, se non rispettata, obbligherebbe a spostare le gare in una sede alternativa.
Stop temporaneo per Longarone Fiere, il polo fieristico più importante della provincia di Belluno, chiuderà i battenti per la mancanza di aderenza di alcuni padiglioni ai criteri di sicurezza imposti dalle più recenti disposizioni in materia antincendio. La chiusura è arrivata dopo un controllo ordinario dei vigili del fuoco che hanno accertato la non idoneità all'uso dei locali e di alcune centrali termiche. Ora l'ente fieristico dovrà presentare un progetto che dovrà quindi essere approvato e cantierizzato, il tutto entro tempi brevi per consentire la normale attività prevista per l'autunno. Dopo il riavvio dell'iter autorizzativo da parte del Ministero per l'Ambiente sui lavori dell'elettrodotto in Valle del Piave, non sono mancate le polemiche dai sindaci dei comuni coinvolti. Dal presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, l'appello affinché sia fatta chiarezza sul progetto complessivo. Era il 2009 quando si iniziò a parlare della razionalizzazione degli elettrodotti nella Valle del Piave. Da allora sono stati numerosi i ricorsi e le rivisitazioni dovute primariamente al potenziale impatto ambientale della nuova messa in posa delle linee elettriche sulla striscia di 100 km di territorio che da Belluno risale fino a Perarolo di Cadore. Progetto oggi riadattato e per il quale è ripartito l'iter autorizzativo. Da Terna, la società che lo gestisce, l'avvio del conto alla rovescia di 30 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di enti e cittadini, notizia che ha fatto insorgere più di una delle amministrazioni coinvolte anche per la modalità di presentazione frammentaria del progetto. C'è bisogno che questo progetto possa andare avanti, ma altrettanto c'è bisogno, e questo lo chiedo fortemente, che Terna ci presenti un progetto complessivo nel territorio della provincia di Belluno, perché solo così noi potremo dire che le cose vanno bene e si possono fare. Nei 149 milioni di euro preventivati, l'abbattimento di 390 tralicci per l'alta tensione che saranno sostituiti da 25 km di linee interrate e 71 km di nuove linee aeree, troppe per alcuni cittadini, come è il caso del neorieletto Pierluigi Svaluto Ferro a Perarolo, che si domanda come mai per alcuni le linee possano essere interrate e per altri debbano essere poste sopra le case. Per il presidente della provincia occorre massima unità istituzionale per una partita che riguarderà presto anche altre zone del territorio e si dice pronto a fare la propria parte. Bisogna trovarsi tutti attorno ad un tavolo, bisogna riaprire un dialogo e cominciare a fare dei ragionamenti con la Regione del Veneto, che non può mancare a questo tavolo, per cercare di capire realmente se oltre a questo progetto della Media Valle del Piave verranno realizzati gli altri progetti che sono la Polpet Vellai e soprattutto quello che riguarda la sinistra Piave, quindi i comuni di Limana, Borgo Valbelluna. Ci deve essere chiarezza e da questo punto di vista noi siamo pronti a fare la nostra parte. Profondo cordoglio a Belluno e in tutta la provincia per la morte di Giuliano Viel, anima del ristorante Al Borgo all'Anconetta, uno dei luoghi più simbolici e noti del territorio. Negli anni 70, dopo aver acquistato una villa veneta, Viel diede forma e sostanza al suo sogno, diventando un punto di riferimento nella ristorazione. Ci lascia un imprenditore appassionato, un uomo letteralmente innamorato del suo territorio, che ha saputo valorizzare il bellunese e rendere gourmet anche i prodotti umili della nostra terra. Le parole del presidente della provincia Roberto Padrin, un uomo dalla personalità gentile e umile in armonia con la bellezza della natura bellunese, le parole del presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti, Mario Pozza. E con questa notizia termina il nostro telegiornale, io vi ringrazio per averci seguito, vi lascio alla sigla e poi alle previsioni del tempo, buona serata.